aspetto tutti in strada e tutti pronti per la rivoluzione. Grazie a tutti, mi raccomando, essere... Nella serata di Salvini, che per la prima volta partecipava a una festa di partito dopo l'inizio della crisi, a rubare in parte la scena al capitano leghista e il governatore Luca Zaia, che appoggia le scelte fatte da Salvini declinandole in chiave veneta. Veneti che chiedevano da tempo di rompere l'alleanza coi grillini, sostiene Zaia, con tutti quei no alle grandi opere e addirittura alle Olimpiadi. I cittadini incontrati da Zaia gli ripetevano sempre la stessa domanda. Dicendomi, quando sai che moemo i grillini? Oh, che abbiamo fatto o no? Rivoluzione, parole forti, un richiamo a scendere in piazza che pochi minuti dopo essere state pronunciate scatenano le reazioni indignate del Partito Democratico. Che anche Zaia però alzi i toni è un fatto significativo. Inoltre c'è un obiettivo preciso: riportare l'attenzione sul nord, sul nord-est in particolare, che il governatore e la Lega vogliono al centro delle scelte politiche presenti e future. Nessuno può pensare, dicono, di decidere le sorti dell'Italia senza mettere il Veneto in primo piano. Noi abbiamo due grandi appuntamenti, il 15 settembre a Pontida e il 19 a Roma, e piazze deve essere piene, non si discute. Aspetto tutti in strada e tutti pronti per la rivoluzione. Grazie a tutti, mi raccomando, essere...